Interrogazione in Consiglio Comunale ieri sera sulla pavimentazione prospiciente al mercato ittico all'ingrosso, presentata da Obiettivo Chioggia, a cui ha risposto l'assessore Angelo Mancin, nuovo ingresso in giunta. Generosa la consigliera Penzo, che avrebbe concesso all'assessore più tempo per prepararsi ulteriormente, capendo la difficoltà nell'aggiornarsi in così breve tempo, offerta comunque gentilmente rifiutata. La pavimentazione è divisa in due lotti, ha spiegato l'assessore. Il rifacimento della parte antistante deve partire a giorni. Per quanto riguarda la parte restante, al tempo era stato utilizzato un materiale per la sua realizzazione molto più resistente, ma che essendo sempre bagnato dai residui ittici viene reso scivoloso. Si cercavano quindi materiali che potessero mitigare l'effetto scivoloso del selciato in queste condizioni d'uso. Le ditte produttrici avrebbero consigliato una resina da stendere sopra la pavimentazione, ma ad un'attenta analisi la soluzione non sarebbe risultata conveniente né da un punto di vista economico né strutturale. Un secondo suggerimento non è stato colto in quanto la pavimentazione sarebbe potuto ghiacciare con maggior facilità. La terza alternativa proposta è stata il lavaggio. Si sta verificando con Veritas se un lavaggio complessivo più frequente potrebbe eliminare meglio il residuo del pesce e i conseguenti pericoli per chi transita. Questa soluzione è al vaglio con lavaggi più frequenti e con attrezzature forse più adeguate al traffico dell'area. Al momento, per il secondo lotto, si è quindi ancora in fase di studio, ha avvisato l'assessore Mancin. Soddisfatta e stupita la consigliera di aver ricevuto così tempestive risposte, visto il breve lasso di tempo che vede l'assessore al suo incarico. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Ieri sera in Consiglio Comunale c'è stato un momento un po' di critico in quanto il consigliere Montanarello, abbiamo fatto anche l'articolo e comunque nel link trovate anche diciamo lo scontro che c'è stato in Consiglio Comunale quando Montanarello ha chiesto al Consiglio Comunale di votare la possibilità di parlare dei problemi dell'istituto di riposo. E nel momento in cui la maggioranza ha votato, che sarebbe stato inserito in un successivo consiglio comunale, è successa un po' una bagarre, lì ci sono state urla, eccetera, eccetera. Successivamente il sindaco ha spiegato i motivi per cui non era il caso di parlare in quel momento e ha accennato, anzi ha spiegato che c'è il consiglio di amministrazione in via di scade e sarà rinnovato. Sul consiglio di amministrazione dell'IPAB già altre volte avevamo chiesto alla maggioranza le intenzioni e da quello che insomma, abbiamo percepito, ma anche dal fatto che lo ha detto il sindaco in pratica, è evidente che la maggioranza di centrodestra e il sindaco Romerao non ha nessuna intenzione di nominare, almeno da quel che sembra, di dare una rappresentanza anche alle minoranze all'interno del consiglio di amministrazione del CDA, in pratica dell'istituto di riposo. Ecco, allora mi permetto di entrare nel merito e inviterei i consiglieri di maggioranza, ma l'amministrazione e anche il sindaco Ormelao, di valutare e di prendere in considerazione, ma anche di dare una rappresentanza all'interno del consiglio di amministrazione. Quindi ci sono 5 consiglieri, possono benissimo nominarne 4 in seno alla maggioranza e uno alla minoranza, possono chiedere alla minoranza che votino una persona che gli va bene e che diano questo spazio. Si tratta di democrazia. Voglio ricordare, io sono stato consigliere comunale, sono entrato durante la seconda amministrazione Guarnieri e il centrosinistra allora aveva dato come rappresentanza alle minoranze, abbiamo avuto un membro all'interno del CDA, del Consiglio di amministrazione appunto dell'IPAB e addirittura una presidenza di commissione. Questa maggioranza non ha dato nessuna presidenza di commissione a nessuno, ha dato la vicepresidenza al furbo genio di Roberto Rossi che ha accettato,
La vicepresidenza non vuol dire proprio niente, un fico secco in pratica. Ecco, quindi detto questo, sarebbe un bel gesto di democrazia e anche di trasparenza, perché visto che tra l'altro l'istituto di riposo ha dei problemi non da poco, non solo il nostro Chioggia, ma in generale per tutta una serie di cose che poi ne parleremo con altri servizi, e quindi l'invito, ripeto, è date, rispettate la democrazia, non è un obbligo, che sia chiaro, non è un obbligo però moralmente e anche da un punto di vista, anche a mio avviso, di intelligenza politica, è il caso di dare spazio anche alle minoranze all'interno del consiglio di amministrazione. La Guardia di Finanza di Rovigo ha messo a segno un'importante operazione che ha dato il via a un'ordinanza di interdizione e a una decina di perquisizioni e sequestri nell'area rodigina. Sono stati posti sotto sequestro numerosi conti correnti intestati a persone fisiche e associazioni operanti nel campo sociale, che si proponevano anche come supporto al mondo dell'imprenditoria nei confronti di chi avrebbe potuto aver necessità di finanziamenti. Le indagini sono state condotte dal gruppo di Rovigo sotto la direzione della Procura cittadina e si sono protratte per oltre un anno, permettendo di delineare le responsabilità di un professionista, residente in provincia ma operante in città, che agiva in veste di intermediario finanziario pur non essendo iscritto all'albo. In riferimento al reato di truffa aggravata, le indagini hanno permesso di venire a conoscenza che l'indagato ha persuaso molte persone che avevano bisogno di liquidi a versare importanti somme di denaro su alcuni conti correnti a lui intestati o a lui riconducibili. La liquidità promessa non è mai stata erogata, ma il denaro ricevuto andava dirottato verso altre sue realtà economiche, sempre da lui stesso riconducibili, adducendo scuse o pretesti per la mancata erogazione del prestito. Tale condotta ha danneggiato chi ha investito in più modi, con promesse non mantenute chiedendo denaro. Indagato quindi anche per autoriciclaggio, nei suoi confronti il giudice ha disposto il divieto temporaneo di esercitare attività o amministrazione di impresa per 12 mesi. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. L'eurodeputata onorevole Rosanna Conte della Lega ha portato a Bruxelles, al Parlamento europeo, l'Orchestra Sinfonica del Veneto, che si è esibita in un concerto, Europei is Now. Orgogliosa l'eurodeputata di aver portato nel cuore dell'Europa i giovani musicisti del nostro territorio, un'espressione della nostra identità regionale, ragazzi che hanno potuto vivere un'esperienza importante e un'opportunità di crescita professionale, eccellenza da valorizzare. L'Europa ha il dovere di sostenere la ripresa del settore musicale, che è importante per la crescita economica, sociale e culturale del nostro Paese come della stessa Unione Europea, ha affermato l'eurodeputata, e lo deve fare valorizzando progetti come l'Orchestra Sinfonica del Veneto, una best practice di imprenditoria musicale che merita l'attenzione delle istituzioni dell'Unione Europea, coniugando tradizione e innovazione, preservazione del patrimonio musicale europeo e sostegno dei giovani talenti. Allora, siamo alla Camera, per scrivere la Camera qua ai saloni, e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o cosa proprietaria. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi evitate qualsiasi tipo di stress. E secondo me è una cosa fondamentale che l'Europa in qualche modo dia divulgazione della nostra musica, della nostra cultura, e quindi è importante perché siamo nella casa della democrazia. Il Parlamento europeo rappresenta, oltre alla casa della democrazia, anche la nostra identità, la nostra cultura e la nostra storia.
È fondamentale anche da un punto di vista economico, devo dire, perché sappiamo che in Europa la musica ha una forte rilevanza economica soprattutto per quanto riguarda i lavoratori. E l'abbiamo visto col Covid che moltissimi sono dovuti rimanere a casa, ma perché oltre agli artisti ci sono anche gli operatori e quando i teatri sono chiusi chi sta dietro le quinte rimane ovviamente in qualche modo vincolato a quello che è lo spettacolo. Quindi la funzione principale di quella dell'Europa è quella di divulgare, sostenere questi giovani che hanno questa passione, questa dedizione e allo stesso modo preservare il patrimonio culturale europeo. Da eurodeputata veneta, qual è l'emozione di sentire insomma questi giovani veneti qui suonare al Parlamento europeo? Beh, sicuramente è una grande soddisfazione perché ritengo che sia un'opportunità per loro, perché si passa attraverso dall'Italia al Veneto e l'Europa può fare come ponte per essere trasmesso anche a livello mondiale e quindi un trampolino di lancio per questi giovani veramente importante. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento.